Bomba dell'ultimo minuto, tifosi del Napoli. Un'altra mossa strategica sul mercato promette di rafforzare ulteriormente la rosa nella lotta per lo scudetto. Per non perdere nessun dettaglio, iscriviti subito al canale e attiva la campanella per seguire tutte le novità. Lasciate un like e mostrate il vostro sostegno al Napoli mentre approfondiamo in retroscena di questo possibile affare. Il Napoli, che ha già mostrato grandi ambizioni nella sessione estiva, sta rivolgendo le sue attenzioni a due nomi, Patrick Dorgu del Lecce e Mehdi Dorval del Bari. Secondo quanto rivelato da Walter De Maggio * Radio Kiss Kiss *, i due giocatori sono monitorati con attenzione, con l'intenzione di intensificare i colloqui nelle prossime settimane. Antonio Conte, noto per la sua mentalità vincente, spinge per avere rinforzi mirati che possano alzare ulteriormente il livello della rosa. Il centrale danese Dorgu è un nome già noto ai tifosi, mentre il barese Dorval rappresenta un'opzione promettente, soprattutto dopo il lavoro dell'ex direttore sportivo del Bari Ciro Polito, che ha portato il giocatore al club. Entrambi i giocatori corrispondono al profilo che il Napoli sta cercando, giovani, con il potenziale per crescere e contribuire agli obiettivi della squadra. La decisione su come e dove investire dipenderà anche dal budget che Aurelio De Laurentiis ha stanziato per la finestra di gennaio. Anche se il club sta evitando di spendere troppo, con De Laurentiis al timone non sono da escludere colpi di scena. Ora vogliamo sapere da voi, tifosi del Napoli, pensate che Dorgu e Dorval siano i rinforzi giusti per la squadra? Chi dei due ha più potenziale per eccellere nell'assetto di Antonio Conte? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e restate sintonizzati per ulteriori notizie sul mercato dei trasferimenti del Napoli.